Andiamo con l'amico ospite Giovanni Del Ben, medico forense. Okay. Ben trovati. Mostra adesso due persone in stile fine 800 o primi 900, che è la stessa cosa. Vi chiederete chi sono questi? Ora, uno è Alois Alzheimer e l'altro è Gastone Perusini. Per entrambi quest'anno è il centenario della morte. Sono le due persone che hanno studiato la demenza da atrofia diffusa del cervello. Da loro questa patologia si chiama malattia di Alzheimer, alla quale mi pare doveroso di associare anche il nome di Perusini per l'essenziale contributo portato allo studio di questa malattia da lui, ma anche con un po' di orgoglio perché è friulano, essendo nato a Udine nel 1879 e poi morto a Cormons nel 1915. La demenza studiata da Alzheimer e Perusini è caratterizzata nell'anziano da progressivo decadimento delle facoltà mentali, da alterazione del comportamento e progressiva perdita di autonomia fisica. Ne parliamo perché il malato di demenza è persona che ha bisogno, anzi ha sempre più bisogno di assistenza, da qualche ora al giorno a praticamente tutto il giorno per 7 giorni alla settimana. Quando ad assistere queste persone è un solo familiare, assistiamo a carico di questa persona un progressivo calo di qualità della vita e questa persona che l'assiste nel linguaggio anglosassone si chiama caregiver e questo avrà come manifestazioni ansia, depressione, stanchezza, facilità ad ammalarsi, stress, malessere individuale e sociale e tante altre conseguenze. E quindi dormirà meno, avrà variazioni di peso, si ammalerà più facilmente, avrà bisogno di supporto psicologico, vivrà in una condizione di stanchezza e di malessere. Possiamo quindi dire che la progressiva atrofia cerebrale, ossia la malattia di Alzheimer-Perusini, farà ammalare il paziente, ma quasi come una malattia contagiosa farà ammalare anche quello che l'assiste. E dare i servizi adeguati in questa persona di rilievo familiare e anche sociale dovranno fare un grosso sforzo i prossimi responsabili dei distretti e degli ambiti sociosanitari. Siamo con loro e gli facciamo gli auguri. Grazie a Giovanni Del Ben, medico forense. Allora,